Countdown chiama 22 secondi all'inizio di questo quarto appuntamento della serata qui al Savio. Il premio Annio Coromagno, una dotazione di 7.700 euro per questi cavalli europei di 3 anni che hanno vinto da 3.000 a 10.000 euro in carriera, che stanno per allinearsi dietro l'autostart per questo corsa, questa competizione sui 1.600 metri con partenza dietro appunto il mezzo meccanico che ha acceso le luci. E ora si avvia, i cavalli si avvicinano e andiamo a leggere il campo dei partenti. Sono in 10, nessun ritirato. La prima fila è composta da Ironia, Federico Esposito, Yvonne Dark, Gaspare Loverde, Nix della Côte con Massimo Barbini, 4 Incanto Desi Marco Stefani, 5 Incanto Black Tommaso Gambino. A chiudere la prima fila con il numero 6 Ines Mami con Roberto Vecchione. Seconda fila per 7 Isonzo Mail Maurizio Cheli, l'8 Ilizia degli Dei Riccardo Pessatini, 9 Ice Princess B con Manuel Pistone, 10 Ibañez Bay con Marino Lovera. La macchina ha fatto l'ingresso nella retta che porterà al lancio. Si chiudono le ali e ora si parte. Sbaglia di galoppo Incanto Black, prova ad andare davanti a tutti Incanto Desi, prova a mettersi in mezzo Nix della Côte, ma soprattutto dalla corda Ironia mantiene la sua posizione, ma poi cambia andatura, va di galoppo e quindi viene squalificato in qualche modo e impedisce la prosecuzione di Nix della Côte, Ironia squalificato, che va di galoppo, e quindi davanti a tutti abbiamo Incanto Desi che viene seguito da Isonzo Mail. I primi numero 200 6, metri in 14 e 6, c'è stato un po' di strappo iniziale, ma adesso Marco Stefani sta già provando a ragionare sui tempi e quindi davanti Marco Stefani con Incanto Desi, ma già si muove qualcosa dal fondo e questo qualcosa si chiama Incanto Black, in errore dietro la macchina, ma Incanto Black si presenta subito sul favorito, ma ripete l'errore numero e quindi 5, viene squalificato. Incanto Black squalificato. Nulla di fatto per quello che riguarda il leader Incanto Desi, che completa i 600 metri in 46,2 e rimane appunto davanti a tutti. È seguito da Isonzo Mail, poi abbiamo il numero 8 di Ilizia degli Dei e poi il numero 10 di Ibañez Bay, seguito a sua volta da Yvonne Dark e poi Ice Princess B. Quando siamo passati gli 800 metri in un tempo assolutamente accettabilissimo, anzi quasi morigerato, in poco più di un minuto. 1.17.1 si parla di media chilometrica quando si sta arrivando al chilometro in questo momento e si rallenta ancora 1.17.7 con una curva percorsa in 16. Marco Stefani continua a rimanere schiena indietro e ora prova ad accelerare un po' con quello che è Incanto Desi, che prova ovviamente a metterla ora sul ritmo. Siamo entrati nella fase cruciale della gara, 15.3 per le scuderie, niente di che, prova a mettere a destra il muso Isonzo Mail che prova ovviamente a creare le condizioni per uno speed quando stiamo concludendo l'ultima piegata e stiamo per entrare in retta d'arrivo. Sono i due che se la giocano, si chiamano Isonzo Mail a destra e Incanto Desi per quello che riguarda più vicini alla corta. Incanto Desi riaccelera, Isonzo Mail non riesce a metterci lo scatto in più, quindi vince Incanto Desi. Marco Stefani davanti a Isonzo Mail con Maurizio Cheli. Le prime due posizioni sono 1.16.3, 2.6.6 per il complessivo, si chiude in 28.9, quindi tanto forte gli ultimi 400 metri e andiamo a vedere in termini numerici chi sono i cavalli che occupano le prime posizioni. Lo ribadiamo, il numero 4 è Incanto Desi, Marco Stefani, seconda posizione per Isonzo Mail e poi andiamo a vedere il terzo e il quarto per chiudere questo ordine d'arrivo. Terza posizione a distanza è per il numero 8 e al quarto posto il numero 9, quindi l'8 di Ilizia degli Dei e il numero 9 di Ice Princess B.